Una vicentina di 59 anni, amministratrice di sostegno presso numerosi tribunali italiani, già sottoposta alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, dovrà invece scontare la pena in carcere. Lo ha deciso il magistrato di sorveglianza di Verona, che ha dato mandato alla questura di Vicenza di eseguire ieri l'ordinanza. La donna era già stata condannata per aver abusato del suo ruolo, intascando indebitamente proventi ai danni di numerosi anziani, lasciandoli in gravi difficoltà economiche senza poi risarcirli. Il 18 marzo scorso, inoltre, l'amministratrice di sostegno vicentina aveva tentato di sottrarsi al provvedimento giudiziario a suo carico, facendosi ricoverare all'ospedale San Bortolo. Al momento della sua dimissione, invece, i poliziotti della divisione anticrimine hanno condotto la donna al carcere di Verona, dove ora dovrà scontare la pena di oltre 7 anni di reclusione per i reati di peculato, appropriazione indebita, falso ideologico in atto pubblico ed evasione degli arresti domiciliari.